Beh, è un'interrogazione abbastanza semplice che in pratica chiede conferma di quanto apparso sulla stampa e in più una specificazione di eventuali costi per il trasferimento della scuola di restauro che era installata a Villa Manin e che sembra venga trasferita a Gorizia per far spazio all'archivio della Fondazione Cappucci. Grazie, Assessore Torrenti. Sì, grazie. Allora, vorrei intanto rassicurare la consigliera Bianca rispetto alla procedura che riguarda la scuola di restauro della carta. La scuola aveva completato il primo e al momento unico corso quinquennale già 4 anni fa. Da allora il corso non è stato riavviato, quindi parliamo di una scuola che non c'è in questo momento. E quindi parliamo di una scuola chiusa. Diversamente dall'ex centro di catalogazione e restauro di Villa Manin, che oggi è attivo e presente nell'esetra di Ponente della Villa, in locali recentemente strutturati, come servizio dell'ente regionale per il patrimonio culturale, e che resta ovviamente lì. Nel 2013-2014 ci siamo attivati presso i ministeri competenti, il MIUR e il MIBACT, per ottenere il riconoscimento del diploma, la cui procedura non era stata portata a termine dall'amministrazione precedente con grave nocumento per i corsisti. Tale riconoscimento è stato poi firmato dai 2 ministri competenti. Successivamente è stato valutato il costo eccessivo del corso così come era impostato, che riguardava solamente 12 studenti ogni 5 anni. Il numero molto ridotto era condizionato dalla mancanza di spazi adeguati nella palazzina dedicata e alle difficoltà organizzative dovute alla ridotta disponibilità di personale amministrativo più che di personale insegnante comunque esterno. Pertanto abbiamo avviato la ricerca di una sede adeguata alla possibilità di rendere il corso frequentabile da più studenti, con abbattimento dei costi individuali di formazione e la possibilità in prospettiva di allargare l'offerta formativa puntando al riconoscimento ministeriale, si intende, anche del restauro del tessile. Tale ricerca ci ha portato alla decisione di trasferire la sede da Villa Manin di Passeriano a Gorizia. Tale trasferimento è previsto all'articolo 102 ter, comma 1, lettera H dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, quindi ben prima di scelte poi di utilizzo diverse, numero 1922, successive modificazioni. A Gorizia è stata individuata una sede idonea ad ospitare la scuola in un'area di Palazzo Alvarez, in via Diaz, passata in proprietà alla Regione dalla provincia di Gorizia e alla gestione dell'ERPAC. Tale sistemazione si può considerare ideale. Il palazzo in centro alla città ospita fino all'autunno l'università, ma il contratto era stato rescisso dalla stessa. Le stanze pertanto erano già adibite a corsi e permetteranno di ospitare più corsisti ed attrezzature battendo i costi di gestione. Ovviamente stiamo parlando di spazi di proprietà regionale e non in affitto. Lo spostamento è inoltre coerente con l'istituzione della direzione generale dell'ERPAC a Gorizia ed è un tassello importante nel nuovo ruolo della città nel patrimonio culturale della regione. Palazzo Alvarez, intendo, inoltre quasi adiacente a Villa Luise, che come è noto verrà totalmente ristrutturata al fine di diventare la sede di un incubatore di imprese creative e culturali. Lo spazio necessita ovviamente di una serie di adeguamenti, in particolare per la sistemazione dei laboratori di restauro e diagnostica, ma essendo già ad uso universitario si tratta di adeguamenti di modesta complessità. La Scuola regionale di conservazione e restauro dei beni culturali, quindi oggi inserita nell'elenco dell'istruzione accreditata alla formazione dei restauratori di beni culturali. L'avvio sistematico del corso quinquennale ciclo unico nell'anno scolastico 18-19, nell'anno accademico, e il secondo il percorso formativo professionalizzante numero 5, DCM e così via, materiali di vario archivistico, manufatti cartacei, di pergamena, materiale fotografico, cinematografico e digitale, ed è uno degli obiettivi prioritari del servizio. Questo spostamento, inoltre, permette a Villa Manin di cogliere un'importantissima opportunità. Infatti, l'articolo 16 della legge regionale 24 novembre del 16, a cui ti riferivi, numero 17, stabilisce che l'amministrazione regionale, per il tramite dell'ente regionale per il patrimonio culturale, è autorizzata ad ospitare presso alcuni locali di Villa Manin di Passeriano e Codroipo la sede della Fondazione Roberto Cappucci di Roma, mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi adeguati e utenze per l'archivio storico della Fondazione, contenente abiti, scultura, disegni, fotografie, documenti audio e video. Parliamo di circa 25.000 documenti e 450 abiti quando sarà finito il trasferimento, che è complesso. I locali individuati a Villa Manin per ospitare l'archivio della Fondazione Cappucci sono i cosiddetti edifici A e D del compendio della villa, dove attualmente avevano sede, ripeto, inadeguata, i laboratori della scuola regionale. Pertanto, in corso il primo trasferimento di attrezzature e materiali dei laboratori e delle aule
della scuola a Gorizia, nel padiglione A dell'ex ospedale psichiatrico del Parco Basaglio di Via Vittorio Veneto, per il loro stoccaggio temporaneo in attesa dell'adeguamento della sede definitiva in Palazzo Alvarez dopo il rilascio dell'università. Siamo certi che la scelta avrà conseguenze estremamente positive sia per Mila Manin, che godrà di un attrattore formidabile come la Fondazione Capucci, che oltre alla conservazione avrà locali di esposizione permanenti e ospiterà master internazionali di sartoria gestiti appunto dalla Fondazione stessa. E altrettanto per Gorizia, che con la scuola di restauro ampliata di dimensioni, più competitiva, anche perché inserita in un contesto urbano bellissimo ed evocativo di internazionalità, ricordando il Museo della Moda coerente al futuro corso per il tessile, alla straordinaria ricchezza di archivi storici per la carta, all'incubatore di imprese di Villa Louise, si troverà nuovi strumenti di grande attrazione. Grazie. Bianchi. Ringrazio l'assessore per la dettagliata risposta, però praticamente non ha risposto alla domanda che ho fatto. Perché la domanda era in fondo quanto costa il trasferimento. E in più volevo approfittare per sapere se è stata portata a termine la convenzione con la Fondazione Capucci per la gestione poi pratica dei fatti dell'archivio e della mostra.